È stato per 14 anni segretario veneto del partito, fedelissimo di Bossi e per 10 anni al comando di Treviso. Un leghista della prima ora, già da giovanissimo sedeva nella poltrona di segretario trevigiano del partito. Poi da sabato 14 settembre, a 100 giorni da quando la Lega Nord ha perso il comune di Treviso, Giampaolo Gobbo si trova di nuovo sotto i riflettori. Continueremo ad esserci nel nome di San Marco. Viva San Marco! Una presenza che non poteva passare inosservata ai vertici leghisti, in particolare al segretario Flavio Tosi. Ha fatto questo tipo di scelta di aderire a un'associazione dove molti sono anche delle persone che sono state allontanate dal movimento o sono uscite dal movimento. Si valuterà in base a quelle che saranno le loro azioni concrete. Il sindaco di Verona è stato tra i più contestati dell'associazione Prima, il Veneto, punto. In particolare i militanti dell'associazione gli contestano una linea troppo morbida, distante dall'idea di secessione, sostenuta dai fedelissimi del senatore Umberto Bossi. Una frattura nel partito, dunque, che giorno dopo giorno si fa sempre più profonda. Non più una possibilità concreta, ma una vera e propria secessione, per usare un termine caro agli uomini del Carroccio, tutta interna al partito. Una frattura alla quale Flavio Tosi guarda senza preoccupazione. In democrazia uno fa quello che è giusto, che ritiene fare, perché appunto siamo in una democrazia, e dopodiché se fa una scelta di contrapposizione non è un dramma, ci si separa, insomma, niente di che. Domenica l'Assemblea Mestre, non un congresso, ma un appuntamento che si annuncia già come la prima opportunità per fare chiarezza nel partito.